Allora, eccoci, siamo nelle famose cupole, anzi all'inizio delle cupole della Basilica del Santo che tanto vi abbiamo raccontato solo a parola. Ora è il momento di andarle a vedere, iniziando proprio da queste scale ripide, strette e dove i visitatori hanno iniziato proprio a visitarle. Allora ci racconterà tutta questa storia di queste cupole e di questi praticamente labirinti di scale padre Giuliano Abra. Questa è una delle 3 scale che permettono l'accesso alle parti superiori della basilica. Le scale sono strette perché sono ricavate all'interno dello spessore dei muri. Sono ripide perché devono seguire l'andamento degli archi sopra i quali sono costruite. Quindi è una bella fatica e bisogna stare attenti dove si mettono i piedi quando si fa questo percorso. Il percorso ci porterà prima ad un livello che possiamo dire di imposta delle cupole, poi all'interno delle cupole stesse, anche negli intradossi, nelle soffitte, in modo che possiamo vedere sia la parte in mattoni, sia la parte in legno, la struttura lignea di copertura e il piombo che poi fa il manto finale contro la pioggia. Le cupole sono 8, sono nate, 7 almeno, inizialmente con la basilica, non sono aggiunte posteriori, ma fanno parte proprio del progetto di chi ha ideato questo straordinario edificio. Soltanto la 8ª cupola, quella che copre la cappella delle reliquie, è una aggiunta posteriore, iniziata alla fine del 1600, completata nel 1700, imitando le cupole preesistenti con tecnologie un pochino diverse. La cupola centrale ha una particolarità, non è emisferica, ma è a tronco di cono. Termina con una loggia e poi una guglia, e sopra questa guglia c'è l'angelo con la tromba, è l'angelo che, secondo il racconto dell'Apocalisse, l'ultimo giorno del mondo, suonerà la tromba per svegliare coloro che dormono. Quella cupola era concepita ed è stata inizialmente sopra la verticale del sepolcro di Sant'Antonio. Le altre cupole di dimensioni per più o meno uguali una all'altra sono sopra la navata centrale e sopra le 2 cappelle, l'arca attuale di Sant'Antonio e la cappella che sta di fronte, che è la cappella di San Giacomo. Senta padre Giuliano, noi siamo qui in qui c'è davvero un labirinto di scale all'interno di queste cupole, cioè chi le ha costruite davvero ha fatto un capolavoro, perché al di là che sono strette e ripide, poi le faremo vedere ai nostri telespettatori, però davvero hanno fatto qualcosa di straordinario, dunque bisogna... Sì, forse per noi è qualche cosa di straordinario, nel Medioevo era qualche cosa di ordinario, perché costruendo per l'eternità avevano l'idea della manutenzione e quindi all'interno dei muri più grossi hanno ricavato le scale, hanno ricavato corridoi, hanno ricavato passaggi, in modo tale che è possibile raggiungere qualunque punto della basilica, interno o esterno, per la manutenzione ordinaria, senza la necessità di impalcature. Dunque queste scale hanno detto se succede qualcosa la manutenzione, quindi avevano già le idee che... Avevano già idee chiare che per l'edificio che deve durare la manutenzione è una cosa necessaria del tutto, e quindi avevano già previsto la possibilità di praticare all'interno di questi cunicoli quei viaggi che servivano per la manutenzione. Sono, nonostante l'apparenza, sufficientemente ampi
per trasportare anche gli attrezzi e quei piccoli materiali che servono per la manutenzione ordinaria. Senta padre Giuliano, se uno non conosce queste scale per salire sopra le cupole, ovviamente si può anche perdere, perché prima nel visitare ci sono dei labirinti, proprio degli incroci, c'è la scala che va diritta, le altre che vanno A chiocciola, a spirale, a chiocciola, cioè è incredibile come... Sì, ma come tutte le cose, chi le sa muoversi, chi non sa si perde. No, sono posizionate in maniera molto logica. Quando uno le ha percorse un paio di volte, dopo è capace di orientarsi da solo. No, padre Giuliano, dopo un paio di volte io non ce la faccio più già dopo una volta, cioè, è un po' impegnativa come scala. Sì, sono percorsi veramente impegnativi. Difatti noi non accettiamo, anche quando vengono delle persone interessate, o studenti di architettura, manutentori, studenti di restauro, se hanno condizioni di problemi cardiaci o qualcosa di simile, sconsigliamo vivamente e non li accompagniamo nemmeno per non mettere in crisi la loro salute. Allora, vi abbiamo fatto vedere la basilica nella parte muraria, così si può dire, con i soffitti, con le cupole, con i campanili, con padre Giuliano. Vi abbiamo raccontato tutto quello che magari qualcuno non sa per quanto riguarda questa meravigliosa basilica. Ora invece andiamo dal lato spirituale, ci accompagnerà padre Paolo. Grazie padre Paolo di essere con noi. Prego, un piacere. Allora, la prima domanda che le faccio: quanti fedeli entrano in questa basilica, più o meno stimati, durante l'anno? Beh, moltissimi qui vengono per pregare Sant'Antonio. Noi stimiamo in maniera molto prudenziale circa 1,5 milioni di persone. Partiamo da un dato certo per un dato possibile. Il dato certo, molto pratico, è il numero di comunioni che vengono distribuite. Nel 2017 sono state distribuite 430.000 comunioni circa, e le persone che in teoria potrebbero essere ospitate, sedute comodamente in basilica durante tutte le messe, grosso modo sarebbero attorno ai 3,5 milioni, quindi salomonicamente, in maniera prudenziale, circa 1,5 milioni di persone. Di fatto poi nessuno le conta, però grosso modo il numero è questo. Ecco, di questo 1,5 milioni di persone, che magari saranno di più o meno, ecco, le nazioni che, o perlomeno gli abitanti di quali nazioni sono più assidui? Sant'Antonio è del Portogallo, mi viene da pensare i portoghesi. Invece quali sono i paesi che frequentano di più la basilica? Ma ovviamente molto rappresentata è l'Italia. Sant'Antonio poi ha amici dappertutto, molti paesi europei, ovviamente sono paesi di grande tradizione cattolica, quindi Sud America, ma anche molti africani dopo le missioni. Il sud-est asiatico si sta aprendo, la Cina, ma il Sant'Antonio ha amici da tutto il mondo. Allora facciamo così padre Paolo, la basilica è qualcosa, abbiamo già detto, di straordinario. Tanti entrano per pregare, tanti entrano per chiedere miracolo a Sant'Antonio, ma pochi la conoscono davvero com'è la basilica. Allora andiamo a far conoscere a chi non la conosce bene questa meraviglia, davvero una delle meraviglie del mondo, potrei dire. Prego Paolo. Molto volentieri. Beh, questa basilica è nata quando? È nata praticamente subito dopo la morte di Sant'Antonio, quindi siamo nel 1232, quando 11 mesi dopo la morte di Sant'Antonio il Papa lo proclama santo, quindi questo è un record, per esempio, nella storia della Chiesa. Chi si prende cura di iniziare questa costruzione? È lo stesso comune di Padova, che riconosce in Sant'Antonio un grande santo, un grande personaggio che ha aiutato a vivere in modo migliore. La basilica, così come l'abbiamo noi oggi, è una costruzione che grosso modo ha impiegato circa un'ottantina d'anni per essere costruita, e qui dentro vediamo un po' come funzionano 3 stili che sono stati utilizzati e scelti per poter favorire l'esperienza spirituale. Allora, i 3 stili sono lo stile romanico, lo stile gotico e lo stile bizantino. Come funzionano questi 3 stili? Allora, lo stile romanico sappiamo che è uno stile piuttosto pesante, piuttosto massivo. Qui lo ritroviamo
nei pilastri che sostengono le arcate, che a loro volta sostengono le cupole della basilica, e questo stile ha un effetto molto particolare sulle persone. Quando si entra dall'esterno, colui che entra, il devoto che entra, sente in qualche modo che il suo cuore si calma, perché lo stile romanico, un po' come dei passi di elefante, ritma in maniera più lenta e quindi aiuta anche il cuore a calmarsi. Quindi è già, diciamo, un grande invito alla calma, a rallentare, quindi questo è già un grosso messaggio per la nostra società che corre, corre e corre e poi magari non sa dove va. L'altro stile è lo stile gotico lo vediamo appunto da queste ogive e lo vediamo anche dalle altezze e dalla lunghezza della basilica. Lo stile gotico a cosa serve? Serve soprattutto per decentrare la persona. Decentrare la persona da che cosa? Dalle sue preoccupazioni, dall'essere appunto concentrato sul proprio ombelico. Può guardare avanti, può guardare più in alto, quindi è già un primo movimento importante di espansione verso l'avanti, che è poi l'altare dove si incontra Gesù nell'Eucaristia, e poi verso l'alto, quindi aiuta ad alzare gli occhi rispetto a terra. L'altro stile, fuso insieme con i primi due, è lo stile bizantino e lo troviamo nelle cupole che diremo danno l'ultimo e più importante quasi colpo di grazia, tra virgolette, nel senso che le cupole sono un po' come delle pompe d'anima che danno l'ultima espansione. E questo mix permette, favorisce che cosa? Permette l'incontro con Sant'Antonio, che appunto lo si incontrerà nella sua cappella, la cappella dell'Arca, e poi alla fine del percorso con Gesù Eucaristia attraverso appunto la celebrazione della Santa Messa. Ecco, abbiamo detto questa parte qui. Nel guardare le cupole, poi andremo a vedere con la telecamera Padre Paolo, questa è un po' dipinta, le altre non sono state dipinte. Ci può spiegare per quale motivo? Sì, nell'incendio del 1749 sono andate distrutte 4 cupole. Okay, per cui alcune di queste erano dipinte, altre invece no, per cui quelle che abbiamo adesso, che sono diciamo senza dipinti, risalgono all'epoca, sono state semplicemente sbiancate qualche decennio fa, anche se adesso le vediamo un po' ingrigite, mentre altre cupole come questa erano decorate in questo modo. La cupola sopra il presbiterio e tutto diciamo, il cielo stellato sopra il deambulacro invece sono delle decorazioni degli anni 20 e 30 del Novecento, quindi sono molto recenti. Molto recenti. Già l'altra volta con Padre Giuliano e Padre Paolo mi sono accorto che entrando nella basilica cambia un suono, c'è un suono completamente diverso. Cosa c'è? C'è un miracolo di Sant'Antonio, inizia già da qui? No, non è un miracolo, è un effetto dell'architettura, ma è un effetto molto importante, voluto. Infatti i suoni che noi appunto lasciamo sulla piazza sono i suoni del mondo esterno, sono i suoni molto caotici che in qualche modo rispecchiano anche il nostro mondo caotico interiore, mentre il varcare la soglia di questa basilica ed entrare in questa architettura ci fa incontrare con una cosiddetta fonosfera, quindi con una sfera di suoni che in realtà cosa fa? Zittisce tutte queste voci interne e ci aiuta a pregare, non solo ma anche i suoni per esempio del canto gregoriano, per cui era stata pensata un po' per questo anche la basilica, i suoni si alzano verso le cupole, vengono ridonati verso il basso, rimescolati in maniera tale che coinvolgono nella preghiera un po' tutta quanta l'assemblea. Tipo eco? Non è un eco esattamente, è una sorta di mix sonoro molto, molto particolare, quindi bisognerebbe proprio sentire il canto gregoriano. Quindi questa non è diciamo una basilica che ha un'acustica, che ne so, per l'opera, ma è una basilica che ha un'acustica per la preghiera, soprattutto pensata in termini di canto gregoriano, di canto corale.
Allora adesso vi facciamo vedere il percorso dei fedeli quando entrano in questa meravigliosa basilica che fanno quotidianamente. Entrano e il primo punto dove si fermano è questo altare, poi ovviamente seguiremo anche tutto il percorso. Ci può spiegare, Padre Paolo, questo altare cos'è e cosa significa? Sì, questo è l'altare con l'immagine della Madonna del Pilastro, o anche detta Madonna degli Orbi. Ok, la Madonna del Pilastro non è granché come descrizione, perché è semplicemente rilevare che c'è questa bellissima Madonna di Stefano da Ferrara che è dipinto attorno al 1350 e che cosa fa? Accoglie il pellegrino che entra. Questo è molto importante perché questa basilica, oltre che essere dedicata a Sant'Antonio, è dedicata anche a Santa Maria Mater Domini, cioè a Santa Maria Madre di Dio. E come vediamo anche dall'immagine dipinta, è una maternità, quindi abbraccia Gesù. E nell'abbracciare questo Gesù in realtà fa due operazioni: intanto abbraccia anche noi quando entriamo come pellegrini e poi ci abbraccia anche per offrirci il Gesù che porta in braccio. Una particolarità di questo dipinto, da un punto di vista anche tecnico, molto curiosa, è che ha uno sguardo, sia la Madonna che anche il bambino Gesù, tali per cui seguono il pellegrino mentre da qui passa davanti a questo altare e poi va verso la tomba di Sant'Antonio. Questo altare è chiamato anche altare della Madonna degli Orbi, perché su questi gradini nel passato chiedevano l'elemosina i ciechi della città di Padova. È interessante. Allora adesso noi ci spostiamo, Padre Paolo, e guardiamo la Madonna e il bambino, vediamo se ci guarda mentre ci segue. Se ci segue mentre iniziamo a far vedere cosa fanno. È vero, è mica... Vedi, se tu la guardi, è vero. ti seguono fino a lasciarti verso Sant'Antonio. La cappella è un capolavoro rinascimentale. Gli scultori che vi lavorano infatti si ispirano molto alla tradizione greco-romana. Il fatto stesso di utilizzare il marmo di Carrara per rappresentare i miracoli di Sant'Antonio la dice lunga da questo punto di vista. Infatti molti miracoli sono addirittura ambientati con dei personaggi vestiti come i romani, come delle matrone romane, come dei soldati romani. Questo appunto per celebrare questa tradizione che viene poi qui in qualche modo riciclata, ripensata e adattata anche al messaggio antoniano che viene dato attraverso questi racconti. Il lavoro di Sant'Antonio è un grandissimo lavoro di ascolto. Sant'Antonio ha questo grande carisma, oltre che essere un grande predicatore, lo è stato, lo stesso miracolo della lingua che poi magari vedremo nella Cappella delle Reliquie lo dice, lo afferma, ma soprattutto Sant'Antonio oggi è un grande santo dell'ascolto. Oggi c'è un grandissimo bisogno di ascolto. Il ministero dell'ascolto in realtà è il primo atto di carità che si fa verso il prossimo. E Sant'Antonio è qui esattamente per accogliere. Questa cappella, tra l'altro, e questa è una mia lettura ovviamente, è come se fosse un porto sicuro che permette alle persone di arrivare dalle proprie navigazioni, magari prese dentro le tempeste della vita, e qui trovare un momento in cui Sant'Antonio, utilizzando le parole di Gesù stesso, che sono poi scritte e riportate sopra la sua tomba, dice: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò ristoro. È un delicatissimo atto di ospitalità nei confronti di ciascuno, dove appunto ciascuno, venendo qui quasi spiaggiato dalla vita, può trovare un porto sicuro dove essere ascoltato, dove ripararsi, quantomeno da un punto di vista morale, spirituale, psicologico. Ma non è solo questo, questa cappella, non è soltanto un porto sicuro, è anche una base sicura da cui ripartire proprio ricaricati, e Sant'Antonio invita a fare un'altra operazione che è molto importante da un punto di vista spirituale. C'è un'altra frase del Vangelo riportata sopra la tomba, e in latino si esprime così: petite et accipiete, quindi chiedete
e vi sarà dato. Questa è una legge molto importante nella vita spirituale, perché se nella vita ordinaria noi dobbiamo dare per avere delle cose, siamo nella logica del do, ut des, io ti do qualcosa perché tu poi mi restituisca qualcosa, sperando che tu sia onesto, ovviamente. Nella vita spirituale funziona l'esatto contrario. Nella vita spirituale funziona così, che io posso avere solo ciò che chiedo. E qui Sant'Antonio proprio invita a chiedere le grazie. E non a caso viene pregato, e non a caso viene pregato perché tra l'altro poi lui intercede e risponde per quello che le persone hanno effettivamente bisogno. Sopra la tomba di Sant'Antonio possiamo ammirare un soffitto strepitoso, opera del Falconetto, tutto stucchi dorati. Al centro di questo soffitto, esattamente sopra la tomba di Sant'Antonio, noi troviamo questa scritta: Gaude o Felix Padua, quia thesaurum possides. Questa scritta latina che significa godi o Padova felice perché hai un tesoro. E chi è questo tesoro se non Sant'Antonio? Ed è un riconoscimento molto importante proprio perché Padova stessa ha voluto questa cappella. Tra l'altro lo troviamo nella scritta dove viene appunto dedicata a Sant'Antonio, Divo Antonio Confessori, Res Publica Patavina Posuit, quindi la cittadinanza di Padova, e non solo lei evidentemente, ha voluto porre questo capolavoro proprio per onorare Sant'Antonio. Attorno alla tomba di Sant'Antonio troviamo questi 9 episodi che riguardano la sua vita, narrati in marmo da parte di grandi scultori dell'epoca. Dobbiamo pensare che l'Arca di Sant'Antonio, che è stata la grande committente di questa grande opera che è la Cappella dell'Arca, ha assunto il meglio a disposizione. Ecco, il primo episodio che viene raccontato entrando a sinistra in cappella riguarda il momento in cui Sant'Antonio diventa frate francescano da frate agostiniano qual era. È un'opera del 1512 di Antonio Minello. La seconda opera che incontriamo è di 2 autori che hanno lavorato in sequenza, il Rubino e il Cosini, e è un'opera che è stata installata lì dove la vediamo nel 1536. Narra di questo fatto. È un marito geloso che, accecato dalla sua gelosia, pugnala la moglie. Un amico lo trattiene e va da Sant'Antonio poi a chiedergli di salvare la moglie, ravvedendosi del gesto bruttissimo assassino che lui ha fatto. Un altro episodio subito a seguire riguarda Sant'Antonio che si fa in qualche modo teletrasportare a Lisbona per fare risorgere un giovane che attesti l'innocenza del padre ingiustamente accusato di omicidio. E questa è un'opera del Cattaneo, del Campagna, ed è l'ultimo degli altorilievi installati, siamo nel 1577. Peraltro, per completare tutte queste opere, gli autori hanno impiegato circa una 70 d'anni. Il quarto episodio di miracolo che troviamo è firmato a chiare lettere dal fiorentino Sansovino e riguarda la risurrezione della giovane Carilla. Molto importante questo racconto perché in realtà è un capolavoro di Sansovino, in quanto anche riesce a rappresentare le 3 età della vita della donna: la giovane, la madre, la nonna. È davvero un grande capolavoro con delle citazioni anche michelangiolesche. Immediatamente dietro la tomba di Sant'Antonio, il quinto episodio riguarda la risurrezione del suo nipotino Parisio, che annegato nel fiume Tago a Lisbona, e viene recuperato da una rete di un pescatore, e la madre, che poi in realtà è la sorella di Sant'Antonio, disperata va da lui dicendogli: se me lo fai ritornare in vita ti prometto che questo diventerà frate francescano. Un altro racconto simile a questo dice che la stessa madre dirà a Sant'Antonio: ti darò tanto pane per i poveri quanto pesa questo mio figlio se me lo restituisci vivo. I 2 racconti successivi sono stati scolpiti da Tullio Lombardo. Il primo racconto del 1525 riguarda l'episodio del usuraio
che morto, Sant'Antonio non vuole che sia sepolto in un territorio consacrato perché, gli chiedono, perché questa persona non ha più il suo cuore. Loro chiamano in gran fretta i cerusici dell'epoca, gli squartano il costato e constatano che il cuore non c'è. Allora chiedono a Sant'Antonio: ma dov'è il cuore di questo usuraio? E citando il Vangelo di Luca, Sant'Antonio dice: il cuore di questo usuraio è esattamente lì dov'è il suo tesoro. Aprono il forziere e lo trovano in mezzo alle monete. L'altro episodio è l'episodio del piede riattaccato, sempre di Tullio Lombardo, sempre del 1525, dove un giovane va a confessarsi da Sant'Antonio e gli dice: guarda, ho preso a calci mia madre. Sant'Antonio, un po' preso di sorpresa, gli dice: ma no, queste cose non si fanno, guarda, meriteresti che tu ti tagliassi il piede, non si fanno queste cose. E questo giovane un po' sempliciotto prende un po' troppo la lettera a Sant'Antonio e si recide il piede con un netto colpo d'ascia. La madre, disperata e infuriata, corre da Sant'Antonio e dice: guarda cosa hai combinato, guarda, mio figlio si è tagliato il piede, vieni, fai qualcosa. Allora Sant'Antonio prende la madre sotto braccio e insieme corrono verso questo figlio che si sta dissanguando, e allora prende il piede, glielo riattacca alla gamba e miracolosamente questo piede appunto fa tutt'uno con questo giovane, e Sant'Antonio riesce anche a mettere insieme non solo il piede, ma riesce anche a ricostruire le relazioni tra madre e figlio. Immediatamente a seguire abbiamo l'episodio scolpito da altri due grandi maestri, Mosca e Stella, del 1529, l'episodio dell'eretico Aleardino che non vuole credere nei miracoli e anzi sfida i suoi compagni di tavolo dicendo: ma guarda, io ho questo bicchiere in mano, nel senso, buttandolo giù dalla mia torre questo resterà integro e non si fracasserà sul pavimento, forse allora mi rivedrò nelle mie convinzioni. Fa questo gesto e il bicchiere cade per terra, non solo cade per terra e resta intero, ma anche rompe il marmo del pavimento, e a quel punto Aleardino deve constatare che qualcosa è successo e grazie a questo segno rivede le proprie convinzioni, si converte e poi diventerà a sua volta un grande testimone, un grande evangelizzatore. L'ultimo episodio, sulla destra guardando la cappella, è opera di un altissimo scultore della famiglia dei Lombardo, di Antonio Lombardo, e racconta l'episodio dell'infante che Sant'Antonio fa parlare per testimoniare l'innocenza della madre di fronte al papà, un marito molto geloso che accusa la moglie di non essergli stata fedele. All'epoca non c'erano evidentemente le prove del DNA e allora si chiamava Sant'Antonio perché appunto facesse parlare questo fanciullo e, portando la verità in questa famiglia, aiutasse anche i due coniugi a guardarsi con sguardi che non partano dalla gelosia ma partano invece dal rispetto e dalla fiducia personale. Coronamento del rifacimento della cappella di Sant'Antonio è l'altare che ricopre letteralmente la tomba del santo. Questa è opera di Tiziano Aspetti che nel 1594 si trova incaricato appunto di ripensare la tomba di Sant'Antonio per costruire appunto un altare che faciliti la celebrazione della messa. Tiziano Aspetti cura anche i bronzi che sono sopra questo altare, tra cui ovviamente spicca il bronzo di Sant'Antonio e anche di due santi, San Luigi dei Francesi come vescovo e San Prosdocimo, San Bonaventura. Ecco, dopo aver ammirato questa cappella, il percorso del pellegrino continua verso un'altra cappella che in realtà è il nucleo più antico della basilica, che è la cappella della Madonna Mora.
Allora, Padre Paolo ci ha raccontato nei dettagli il fedele cosa passa nel visitare la tomba di Sant'Antonio e subito dopo la tomba di Sant'Antonio arriviamo in questo posto davvero straordinario. Ce lo vuoi raccontare, Padre Paolo? Sì, qui ci troviamo nella Cappella della Madonna Mora, che in realtà è il nucleo originario della basilica, perché qui dentro, per esempio, Sant'Antonio ha pregato. Qui dentro Sant'Antonio è rimasto sepolto per 32 anni, fino alla prima ricognizione di San Bonaventura. Nel 1384 poi è stato aperto questo varco per permettere la costruzione della cappella del Beato Luca Belludi, che poi è stata affrescata da Giusto de Menabuoi, l'autore del Battistero di Padova, che poi in realtà era il mausoleo da Carrara. È un luogo molto importante questo, soprattutto perché ci dice qual è anche l'altra titolare della basilica, che è appunto Santa Maria Mater Domini. Qui la vediamo raffigurata in piedi, tenendo in braccio il bambino come regina, ed è opera di Rinaldino di Francia, che ha scolpito e dipinto nel 1396. Questo programma è offerto da Aspiag de Spar.